Salve a tutti, vediamo ora come si risolvono sistemi simmetrici di secondo grado. Allora, perché di secondo grado? Questa prima equazione è di primo grado. Questa seconda abbiamo x alla prima per y alla prima, 1 più 1 è 2, questa è un'equazione di secondo grado. Questa è di primo e per sapere il grado del sistema dobbiamo moltiplicare 1 per 2, il sistema è di secondo grado. Significa che avrà al massimo due soluzioni reali. E perché è simmetrico? È un sistema particolare, questo è simmetrico. Cosa significa? Che x e y sono tra di loro indistinguibili. Se voi sostituite x con y, proprio sostituite le lettere, vedete che ottenete sempre lo stesso sistema, perché qua y più x è la stessa cosa che x più y, y per x è la stessa cosa che x per y. Se invece aveste avuto x meno y, quello non sarebbe stato simmetrico. Se li scambiate non viene lo stesso sistema. Per risolvere, questo è il sistema simmetrico di secondo grado messo in forma canonica. Poi ci sono alcuni altri sistemi che facendo un po' di operazioni li portate a questa forma e poi si risolvono così. Adesso vediamo come si risolve questo. Bisogna utilizzare un'equazione ausiliaria di secondo grado e qualcuno può dire ma cosa c'entra l'equazione di secondo grado? Allora vediamo di capire questo per non farlo a memoria. Voi ad esempio potreste avere x al quadrato più 5x più 6, questo è il trinomio di secondo grado e se voi volete scomporlo potete, se vi ricordate come si fa, cerchiamo due numeri che moltiplicati danno 6 e sommati danno 5. In questo caso sono chiaramente 2, 3, 2 più 3 è 5, 2 per 3 fa 6 e allora questo si scompone come x più 2 per x più 3. Adesso se voi vi calcolate quando questo qui è uguale a 0, usate la formula per l'equazione di secondo grado, se volete provate, comunque otterrete come soluzioni meno 2 e meno 3 e dite ma com'è possibile? Qui abbiamo meno 2 e meno 3 ma qui abbiamo 2 e 3. Eh sì, in realtà è tutto corretto perché allora, questo trinomio è uguale a questo prodotto, se noi poniamo uguale a 0 poniamo 0 qua. Quando è che un prodotto è uguale a 0? Quando il primo termine è 0 e il secondo è 0. Quando x più 2 è 0, x più 3 è 0. Ma se mettiamo x più 2 uguale a 0, x è meno 2. X più 3 uguale a 0, x è meno 3. Quindi abbiamo x1 e x2 sono meno 2 e meno 3. La somma di x1 e x2 è meno 5. Il prodotto di x1 e x2 è più 6. Quindi capiamo che la regola è che abbiamo x al quadrato meno la somma delle soluzioni per x più il prodotto delle soluzioni. E proprio questo si usa qua. Solo adesso non usiamo x perché x c'è già qua, usiamo una nuova variabile t. Allora, t al quadrato meno la somma delle soluzioni, quindi meno 2t più il prodotto, meno 15. Uguale a 0. È proprio così che si risolvono questi sistemi, mettendo questa equazione ausiliaria e adesso vabbè la risolviamo e vediamo come si conclude. Allora t1, 2, usiamo la formula meno b meno meno 2 fa 2 più o meno radice b al quadrato 4 meno 4ac meno 4 per 1 per meno 15 più 4 per 15 fa 60 tutto fratto 2a, 2 per 1 è 2, 2 più o meno 4 più 60 64, radice di 64 è 8 fratto 2, abbiamo t1 t2, 2 meno 8 fa meno 6 fratto 2, 2 più 8 fa 10 fratto 2 meno 3 e 5. Allora adesso vabbè, questo qua come ci dà le soluzioni? Beh, questi sono proprio i valori di x e y, cioè x è uguale meno 3, y è uguale a 5. Però, come ho detto, x e y sono tra di loro indistinguibili perché è un sistema simmetrico, quindi una soluzione è quella anche dove scambiamo i valori di x e y. Quindi per x metto 5, per y metto
meno 3. E quindi possiamo dire che abbiamo trovato due soluzioni. Il sistema era di secondo grado, quindi altre soluzioni non ce ne possono essere di sicuro. Le abbiamo trovate tutte e come vedete, se volete verificare si fa subito. X per y è meno 15, meno 3 per 5 o 5 per meno 3 fa meno 15. X più y è 2, meno 3 più 5 fa 2, 5 più meno 3 fa 2, è corretto. Quindi si risolvono così. Attenzione a scambiare anche i valori x e y perché appunto è simmetrico, si possono scambiare. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.